Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buon pomeriggio, martedì 4 agosto andiamo a vedere come hanno chiuso le principali borse europee che chiudono la seduta in territorio positivo, sostenute sicuramente dal buon andamento di Wall Street e dal rinnovato appetito per il rischio degli investitori. Piazza Affari si conferma tra le migliori del vecchio continente, con il FTSE MIB che raggiunge i massimi dell'anno grazie agli acquisti sui titoli della difesa, della tecnologia e del comparto bancario. Sul fronte macroeconomico oggi sono stati diffusi i dati dell'Istat che mostrano un calo dello 0,1% delle vendite al dettaglio a giugno rispetto al dato del mese precedente, mentre su base annua si registra invece un incremento del 3,1%, segnale di consumi che restano complessivamente resilienti nonostante un contesto economico ancora incerto come sappiamo. Sul mercato obbligazionario invece lo spread, ovvero il differenziale tra BTP e Bund, si mantiene stabile a conferma di un clima di fiducia sui titoli di Stato italiani. Tra le materie prime il petrolio arretra con decisione sulle prospettive di un aumento dell'offerta, mentre l'oro invece si muove poco sopra la parità. Sul mercato valutario l'euro resta sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro americano, in attesa sicuramente dei prossimi segnali delle principali banche centrali. Ma tornando a Piazza Affari, abbiamo detto Piazza Affari che ha performato in modo eccellente, gli acquisti premiano soprattutto Avio, STM e Leonardo, mentre sul versante opposto le vendite si concentrano su Eni, Campari e Amplifon, penalizzate sicuramente da prese di beneficio e da calcolo del prezzo del greggio nel caso del gruppo energetico. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.